Terapia intensiva dell'ospedale di Padova, un'eccellenza della sanità italiana. In questa trincea si combatte per salvare i pazienti più colpiti dal coronavirus. Dei 70 posti totali, 30 sono destinati agli infetti. I letti per ora ci sono, ma finiranno presto. I piani di emergenza vanno dalla lettera A alla H, per ora siamo alla C. Le lettere prevedono pian pianino un trasferimento dell'attività ordinaria dell'ospedale verso l'attività straordinaria. Arriviamo fino a mettere le brandine in chiesa. Ecco, da questo noi oggi siamo molto lontani, abbiamo ancora spazio di riorganizzazione. I contagi accelerano, in 24 ore più 40%, così si rinviano gli interventi non urgenti per alleggerire la terapia intensiva. Sono stati reclutati tutti gli infermieri delle sale operatorie, che sono fermi adesso, per dare una mano agli infermieri di terapia intensiva. Tra i pazienti intubati ci sarebbe anche una giovane anestesista. E aver accolto nella nostra terapia intensiva qualcuno di noi è toccante, è impressionante. Fa cioè capire che il cerchio si stringe, che noi possiamo essere interessati dall'infezione. Altri 10 posti per pazienti Covid-19 si stanno ricavando dalla rianimazione della cardiochirurgia che sta trasferendo i malati.